Il dottor Lucio Brollo, primario di malattie infettive, chiude non solo simbolicamente la porta della sezione Covid-4 dell'ospedale di Jesolo, come annunciato poche ore prima dal direttore generale dell'US4 Veneto Orientale Carlo Bramezza, sulla base di un sensibile alleggerimento dei contagi. Il personale potrà rientrare nella pediatria di Portogruaro, dove erano stati sospesi i ricoveri. La direzione generale ha anche chiesto alla Regione la possibilità di ridurre i posti letto di terapia intensiva all'ospedale di Jesolo da 16 a 12 per far rientrare personale medico e infermieristico negli ospedali di San Donà di Piave e Portogruaro. La situazione dei contagi è in forte miglioramento. Siamo passati da un trend di circa 200 casi in media al giorno, c'è stata una forte riduzione, adesso siamo nelle ultime 2 settimane a una media di 100 casi al giorno. Il trend tra l'altro si conferma in riduzione anche nei primi giorni di questa settimana. Altro dato rilevante è la percentuale di mortalità per Covid, che in questa azienda sanitaria è al 22%, percentuale tra le più basse del Veneto. I problemi invece arrivano come ovunque dal rallentamento di forniture di vaccini da parte della Pfizer. Abbiamo dovuto completamente rivedere la nostra programmazione, abbiamo sospeso le nuove dosi e ci stiamo concentrando finché non avremo le forniture certe nelle tempistiche e nelle quantità, essenzialmente sui richiami sulla somministrazione della seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. Al presidio ospedaliero di Jesolo è stato quindi fatto il richiamo ai primi 44 tra medici e personale infermieristico che il 27 dicembre avevano ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid.